È sempre più probabile il ritorno ai comuni del servizio della raccolta dei rifiuti. L'Assemblea dei soci del lato Gesa Agrigento 2 infatti ha esitato positivamente la proposta di stipula di contratti di servizio. Si tratta di accordi singoli tra la stessa Gesa G2, i singoli comuni e le imprese RTI. La convenzione ha l'obiettivo principale di regolamentare i pagamenti tra i comuni ed il raggruppamento temporaneo di imprese per il servizio di raccolta dei rifiuti. Il comune di Agrigento è il primo ente intenzionato a riappropriarsi del servizio. Nella giornata di martedì l'Assemblea del lato rifiuti delibererà sulla diciamo, cantierizzazione del servizio dei rifiuti, che significa far assumere a ogni comune, appunto a ogni comune, un ruolo principale nella erogazione del servizio, e quindi da lì poi andremo a firmare il contratto di servizio con le imprese in modo tale da avere un ruolo importante nel poterci finalmente assumere le responsabilità rispetto a un servizio che i cittadini diciamo, vedono, e soprattutto che ai cittadini, per i cittadini è estremamente importante, perché avere la città pulita, avere tutti i servizi dal punto di vista della pulizia della città che funzionano è un risultato significativo per l'amministrazione comunale.